sono data un'occhiata in giro. C'è un giardino pieno di fiori, la fontana coi pesci, un mare di verde. Sì, è una splendida vista sulla Brianza. E poi, guarda, e vuoi mettere la pace e la tranquillità di queste stanze, lontano dallo smog di Milano? Sì, penso che trascorrerò 2 mesetti incantevoli, guarda. Sì. Ma senti, ma come avete fatto tu e il papà a trovare un posto così? Guarda, lei sta durante il periodo del Pasqua. E chi che te adesso? Allora, sì, chi è il tuo papà? Se un reliquia, fa uscire, insomma, fa un po' di fotografia, ci fa una bucata d'aria buona. A un certo punto, è lì sulla carcella della Riocchi un cartello con su scritto: vendesi o affittasi anche stagionalmente. Rivolgersi in paese, in piazza della Chiesetta, a un certo Sciurmartelli. Insomma, siamo andati a cara ai Sciurmartelli e per farla breve, eccoci qua. Ma e questo signor Martelli è il proprietario della villa? Non proprio, è l'amministratore, colui che ha le chiavi. Ma se ti fermi qui con me, lo conoscerai, perché il Gallicutta appunto la copia del contratto le fa firmare il papà. E a ritirare anche i soldi dell'affitto. Sì. Ma a proposito, il papà dov'è che non l'ho visto? Oh signor, lei gioca, mesca in cantina, adesso arriva con papà, arriva. Ma allora cosa fai? Ti fermi? Ma mamma, non lo so, perché prima dovrei chiedere all'hotel, mio marito, che del Cugnuset, lei siciliano. Oh sì, te che su. Ma, ma lei è sempre in Cicerus come l'era prima di sposare. Adesso è peggio di prima. Oh, signore. Oh, almeno quando a cambiare. E se fidava un po' più te. Ma adesso, vuoi sapere l'ultima? Se la faccia, Guarda, circa un mese fa è arrivata una cartolina da una mia ex compagna di scuola, l'Angela. Mi ricordi, sì, l'Angela. Il cognome si chiama Bruno e si è firmata Angela Bruno. Per forza, E gli credeva no, e diceva che era non una mia amica, ma un mio amico, e che si chiamava Bruno e di cognome Angela. Oh signore, come l'era da finire? Che mi toccava anche la cognome, se no l'era mica convinta. Ecco. E dite per sapere la fa il Cesare? Papà. Sì, tuo papà. Quindi di fa, meserò la lucidatrice. Allora un pensato cercate il sciuppirovano, che sei quel del quintiano. Lui è l'elettricista, se ne intende, no, di chi no? L'aveva vinto e fa il tempo arriva in cacca e arriva anche a lui. Te due mi senti? Cosa lei che fa chi questi? E perché le chi quando che sono? E vedi cretino che la lucidatrice la funziona lunga? Per farla breve, la caccia via in malo modo, va bene? Alla fine come è andata a finire? Che tu comprerà una lucidatrice nuova, te? Ecco, cercami e ti se manda catafera due marini più se gelus dell'altro. Sì. Vabbè, dai, parliamo di questa villa. Parliamo di cose più allegre. Guarda, Ma ad esempio, non per essere indiscreta, ma quanto vi verrà a costare una villeggiatura così? ma è il bello della faccenda, solo 500.000 lire. 500.000 lire? Sì. Per tutto il mese di luglio e il mese d'agosto. Ma sì, certo. Mamma, per una villa così, stai attenta che non ci sia qualche imbroglio o una qualche fregatura. Oh signor, che imbroglio e fregatura vuoi che ci sia per l'affitto di una villa? Dai. Oh, vabbè, e anche questa chi le fa? Oh, che sorpresa, ciao! Ma da tra, ma che chi ne avete? Mi sa me no? Signor Rossi. Oh, sicuro, ciao, come te stai, Gabriele? Oh, ma mi sto benissimo, Oh. E l'hotel qual è? A Milano è venerdì e quindi è Laura. E te sei venuta qui in per qui? Oh mamma, ho preso il pullman dell'autostradale, un taxi, sono qui, sì. E l'hotel è da fare viaggi in sci per qui? Minchia, no di bambanati, perché tu sa che te male. Oh, no, per carità, dicevi in sci per di. Certo che si fida bene l'hotel, Deve essere l'amministratore, vado io. Devi che bella roba, che bella villa, vuole stare a fare, oh, ma guarda. Ma non è me la vita, si va a non manca nessuna. Giardino, che fai nella roba. Guarda, ci saltelli. Oh,
qua per i soldi per il contratto? Sì, appunto, ce l'ho qui in Ciao, borsa. che non usata, ciao. Tanto che voi fate, noi andiamo di là in cucina, te la fu vedere. Sì, va bene, arrivederci, ciao. Oh, dunque, ciao, va a vedere. Ma che sta che no, in pesce, tenaia. Martelli, prego. Ah già, sì, scusa. Dunque, allora vediamo, io ho sottoscritto, affitto per i mesi di luglio e agosto, Sì, bravo, l'unità immobiliare, ok, i soldi erano 500.000 lire, vero? Sì, 500.000 lire. Va bene, se ci do un assegno. Ma sì, va benissimo, qualsiasi cosa. Ciao, guarda, ci ho compilato, senti, ci c'è la frase. Ciao, Grazie. allora, ma se sei stato già per cosa? No, la prego, grazie, ci mancherebbe altro, sono venuto proprio di corsa, Oh. adesso devo andare via. Madonna, che scappa la pista, dai, domani tempi per cose insieme. No, sì. la prego, signor Gerosa, mi faccia un favore, mi faccia andare via alla svelta. Ma se cazzo, stai mica bene? No, sto benissimo, è solo che ho un altro impegno, ecco. No, beh, allora se si tratta di altri impegni si stiminga, però prima di andare via sul casciavite... Martelli. Va bene, che volevi domandare una roba. Sì. E beh, siccome mi durante il mese del luglio lavori, Sì. e poi diveni chi ma per il weekend. E allora la mia miela sarebbe costretta a restare in per tutta la settimana. E allora? E allora pensavi se mi desse la possibilità di trovare una donna per i servizi, anche perché mi sono un ciccinin geloso della dosiera. E allora con la scusa della domestica potrei dare anche un'urgiata alla mia mie. E in scini ciaparia, come si dice, due piccioni con una pava, capito? Sì, ma non capisco cosa c'entro io in tutto questo. Come cosa c'entra lei? Scusi, lei non è mica del posto e magari con gli suoi guidi sposta venire via per i servizi. No, è impossibile. Come impossibile, Beh, Questo perché aspetti? sì, è impossibile. Vede, in paese non ci sarebbe nessuno disposto a... Cioè, volevo dire... Insomma, se ha bisogno di qualcuno deve trovarla e farla venire da Milano. Da Milano? No, momento. Chi che qualcosa che quadro no? Che ti spiesaria spiegarmi perché sei? Ma non c'è niente da spiegare, è così e basta. Oh, calma, sta calmo, va bene o no? È un piano un po' ad asi, che bisogna della vis. Ma cosa che ti discutisci tanto? Ma niente, se gli chi a domandare sul trapene che... Martelli! Ma un capì! Se le devi domandare chi è sul martelli, se vi desse la possibilità di trovare una domestica per il mestiere di casa. Una domestica? Sì. Non speri ben che ti abbia detto no, eh? Come che mi abbia detto no? No. Poi guarda che mi vedi minga troppo la sapete per te, Cioè, voglio dire, con tutto quel che succede, con tutti i balabiotti che in giro, con tutto quel che succede alla televisione, e insomma ogni dia succede sempre bene nuova, sì. Vabbè, lo so qual è la tua preoccupazione. Comunque lo dici perché la domestica non ci manda già da Milano, ecco. Tramite la mia amica, la Rosetta, lei la conosce un sacco di gente. Dici, me l'ha trovata lei, anzi la Caterina, che domani venga qui. Oh, allora l'ha visto cosa di sure Martelli e che la mi sta posticino, ma che non ha mica bisogno della vicino, sì. Cosa? Chissà come te l'avrei trattato. Già, adesso è colpa mia, ma pensati, ma la tua mamma, sì, ma se poi. Fantastico. Non se la prenda, Del resto anche le persone che ci hanno preceduto avranno avuto bisogno di una domestica, no? Ma sì, credo di sì, in un certo senso sì. E quindi si saranno rivolti a lei per... No, questo è impossibile. Perché non ero ancora nato. Scusi, vuole dire che gli ultimi inquilini sono stati in questa casa prima ancora che lei nascesse? Beh sì, è così. Beh, l'avevo capito bene. Beh sì, anzi, per essere più precisi, è stato nel 1847. Cos'è? Ma lui mi ha saputo per il sedere, Ma che era come un balcone, 1840, ma come è? 1840,
Ma signor... Fratelli, venga qua un momento. Scusi, ma lei mi vuol dire che questa casa non è abitata dal lontano 1847? Beh, sì, è proprio così. Oh, signor, ma e come mi spiega allora i giardini curati, i prati rasati, i fiori? Beh, sarà stato il giardiniere. Il giardiniere? Sì, Garofalo Rosso. Se vero un indiano. Sì, cioè no. No. Volevo dire. Un momento. Calma. Sì, va bene qui. Adesso qui che c'è stata già e incomincia a raccontare un sito scorso. E anche alla svelta, avanti, su. Ma veramente è una storia un po' lunga. Chi mi se ne frega, prima incomincio e prima finisco, ma avanti, su. Beh, Sì, dai. se proprio insiste. Ma che manca lì a tu siete per no, dai. Beh, guardi, si tratta di una leggenda che riguarda questa villa. Sì, sembra che nel 1847 No. abitasse qui un certo barone von Klüger, cugino del generale Radeschi. Sì, il barone aveva diverse persone al suo servizio e pare che avesse anche una bellissima moglie di nome Margherita, che le era sempre stata fedele, ma di cui lui era gelosissimo. Ho capito, era una Margherita che la si faceva spugliare, No, per carità. Ecco. Beh, fino a quando un bel giorno spuntò fuori il giardiniere. Oh, finalmente siamo arrivati al giardiniere. Cito, avanti, dai, sì. Sì, sembra che secondo la leggenda il barone un giorno aveva preso al suo servizio un giovane che aveva fama di essere un espertissimo giardiniere e che per questo venne soprannominato Garofalo Rosso. Sì, il giardiniere sembra che fosse riuscito a far breccia nel cuore della signora Margherita. Sì, e così erano costretti a vedersi di nascosto in qualche luogo della villa o del giardino. E pare che ad ogni appuntamento il giardiniere fosse solito portarle in omaggio un Garofalo Rosso. Oh signor, ma che me da tra ma il barone di Black Decker lì no, non si accorgeva di nulla. Beh, in un primo momento no, ma poi piano piano cominciò a rendersi conto E per forza, che passava qui tra i porte, che credi? Già sì, e poi si era accorto che ogni tanto la baronessa si ritirava nelle sue camere con la scusa dell'emicrania. Però nello stesso momento spariva anche il giardiniere che diventava praticamente introvabile. Ho capito, dal Garofalo Rosso diventava la primula rossa, ti capivo, Fatto sta che, insospettito, cominciò a pedinarli, finché un bel giorno non li scoprì in un atteggiamento che non lasciava dubbi nel capanno degli attrezzi. Basta, ho capito. Se daven da fare il capanno degli attrezzi, ma belli! Già, ad ogni modo, il barone, pazzo di gelosia, estrasse una pistola e sparò, uccidendo all'istante la moglie. Bravo! Smettila! Il giardiniere! E il giardiniere scappò via. Comunque, sempre secondo la leggenda, qualche giorno dopo, il barone, ancora sconvolto dalla tragedia, si suicidò. Poveretto! Ma del giardiniere non si seppe più nulla. No, non se ne è saputo più nulla. Però, secondo la leggenda, sembra che alla sua morte la sua anima fosse condannata a vagare in questa villa. In questa villa qui? Sì. Ma fino a quando? Beh, fino a quando non avesse riparato a tutto il male che aveva fatto. E in che modo? Beh, con un'azione meritevole e degna di lode, in modo da redimersi, ecco. E che buona azione ha fatto? Beh, nessuna. Perché da allora in questa villa non ci ha abitato più nessuno. Oh, ma vuol dire che allora quest'anima, che il fantasma lì, insomma, che vaga che la villa ti accapò? Beh, sì. Oh, ma tranquilla, che pensi di? Che pensi
Data la situazione, Eh. no? Saria minga me che lui... Che me ne hai detto? Certo! Oh, basta, ma di no si di bambanà, che non usiamo sentire abbastanza da che schifo, per piacere. Ma allora, sul Martelli, le per questo che lui mi affitta la villa d'Uma per 5.000 franchi. Sì. Ah, e allora neanche per questo che aveva una prevura della malora di andare via alla svelta. Sì. Oh, bravo, e già, e allora neanche per questo che nessuno è disposto a venire qui a fare queste decate. Sì. Ma dai, Martelli, ma che paslè che schifo, ma siamo nel XX secolo, ma che amo gente che crede in fantasmi, su, dai, Però intanto a me tu mia sta chi che la villa chi te per me, ma insomma che paura. Cerca con paura. Da matracche chi se che più che deve paura, che lì sono proprio miei, dai, su. Va bene, allora ti scusate fare a Milano te per ti a lavorare. Oh signor, ma va avanti nome in alto rom, dai, su. Va bene. Ma basta, smettetela di discutere per queste stupidaggini. Oh madonna, ma fa noi sì. Sì. Dimmi che sei fortunata, che ti sei chiamata Gabriella. Pensa se ti chiamavate Desdemona, col tuo marito che si chiama Otello, sì. Oh signor, vabbè, comunque ha ragione la Gabriella, parliamo di cose più serie. Oh, ecco, bravo, parliamo di cose più serie, Ecco. parliamo di fantasmi. Tanto per incominciare, te sarei mica figli per te, perché è la domestica della Rosetta. E poi, ma perché ti domandi mica alla Gabriella se la si ferma un par di lì? Che dici Gabriella? Ma, potrei fermare allora. l'hotel se la attaccava Brava, dopo loro te che telefonate. A proposito, il telefono vengono nel pomeriggio ad attaccarlo. Ma sì, dai, nel pomeriggio, Ma dai. se sei stravita, ma che faccio? Che te dico? Dai. Ma con tutto questo parlare di fantasmi mi sono scombussolata. Ciao, un piccerino d'acqua, vuoi mettere? Volevo un piccerino. Oh sì, d'acqua, sperendo d'acqua, non mi senti d'acqua, già che mi compagni, sì. Ma noi Martelli, ma lui è proprio un ciulo. Ma che era bisogno di tirare in balla il fantasma? Io non volevo parlare. Ma scusa un po', ma sto fantasma l'ha mai visto qualcuno? Ma no. E allora? E allora sembra che compaia ogni volta che sente pronunciare il nome del barone von Kluge. Il nome? E come si chiamava? No, signor Gelosa, per carità, non me lo faccia dire. Ma sì, dai, sì, Anno. Ma guarda chi? E mi pare un puresino appena nascito, sì, dai, animo, Martelli, come si chiamava? Per no. No, signor Gelosa, per carità. Ma vabbè, allora fai una roba, che me la scriva su un tuchelin di carta, anche perché è giusto che non sappia il nome. Mentre che noi all'improvviso diciamo il nome e ci troviamo in mezzo alle palle del fantasma, le pare giusto? Allora, sì, dai, questo mi sembra giusto. allora, dai, sì, mamma mia, ma nel XX secolo, ma poi i fantasmi, ma nella roba... Ma va, ma le tue bagnate, oh signore, ma sei che? Oh mamma mia, c'hai il 118? Oh dai, ciao, oh signore, ma le roba dei martiri, ciao. Basta, sì, fa vedere chi, già. Oh signor, il fantasma del XX secolo passato. E che schizzeria il nome del fantasma? 8! Signor Gelosa, ma cosa le è saltato in testa? Oh, adesso sì che siamo a posto. Ma cosa vuole? Ma dai, ma non hai maturato come
Ortesia, ti visto? Visto cosa? Come visto cosa, Ortesia? Ma Cesare, te me domanda, te vis e mi te domandi, visto cosa? Ma perché? Te capisce mai una roba, Ortesia? Lui su Martelli l'ha vista, eh? Visto cosa? Anche a lui! Ah, bene! Poi, ma gli altri che si è messi in testa di fare la figura del ciulo qui dentro, su nome! Mamma, cosa dici? Oh, meno te, Gabriella! Ti devi Ma svera? visto cosa? Anche a te! Ah, bravi! Bravi, bravi! Complimenti! Bravissimi a tutte e tre! Bravi, bravi, sì! Complimenti a te, te sei la mia... Cesare, ma te se sente mica venti? No, l'ho visto benissimo. Lei che sono diventato scemo e basta, va bene? Ecco, sì. Se sempre sta, Già, grazie. Ma pensa a te, signor. Oh, no. Ma perché mi guarda così? Ha due occhi. E quante volte che ce ne abbia, Martelli, sì. No, che mi fa di paura, mi fa impressione. L'impressione, ha detto giusto, sì. Oh, sarà meglio che vada. Sì, che vaga ci tira anche l'infetto, ma sì, che vaga. Ma che è stato? Ah, no, perché mi sono sentato dalla parte qui, sì, no. Ma sei fatto! Ma mi c'è proprio in uno strano! Oh, ma che c'è? Ma che c'è? Ricomincia la succedere con le strade. Arrivederci a tutti. Madonna, che ferio! Sì che... Ma ti stendisete che la storia chi? che è una roba un po' strana, ecco. Ma dai, te che ne sai? Crede che hai fantasma che sei del XX secolo? Ma che fa che nel XX secolo Ghini fantasmi? No, Ghini fantasmi? No, la domanda è Ghini fantasmi? Allora... Però il signor Martelli sembrava veramente spaventato. Ma che lì è prematura, dai, che lì se parla forte e se stremisci insidie per lui, dai. Va bene, ma comunque la storia. Sì, dai. Senti Cesare, adesso mi era tornato andare su. Va bene, sì. Ti teste chi? Tu chi per me, sì. Siete che sono? Sì, ciao. Va bene, Sì, ciao. Tu chi per me. Aspetta un momento. Cesare? Sì, Te che fai questa china per te? Chi mi fa vedere per me? A parte il fatto che sono mica chi per me. Come te sei mica chi per te? No, cioè volevi dire che sono qui in compagnia dei miei pensieri. Ecco. Se vedo un dopo. Sì, non te, Sì. Ciao. Ciao. Addio, di più, va. Ma che? No, se terminate per lei? Sì, la sarà una correntaria. Ah, perché ora sta per la porta della cantina. Ah, sì? Sì, addio di più. Corrente. Sì, la correntaria. Sì, vedo un dopo. Ciao. E allora cosa? Come allora cosa? Adesso chiede per noi la carota al fur, però, sì, dai. Adesso cerca di fare il fur. Ah, perché lui vorrà dire a che lui è il fantasma del quale parlava il signor Martelli. Sì. E allora? Oh, signore, a me mi pare una roba un po' difficile da credere. Perché è una roba normalissima invece. Io sono Garofano Rosso. E mi sunt la gardenia. Faccia lo spiritoso per piacere. Dai. Lui sarà anche una roba normalissima per lui, a parte che i tutti i mattini, prima di andare a lavorare, incontri 3 o 4 che fantasma, sì. Però è una roba un po' difficile, strana, difficile da credere, ecco. Perché siete dei materialisti e credete soltanto alle cose terrene, alla macchina, alla carriera, al capitale. Madonna,
mio, un fantasma baccista l'avevi mai visto, però, No, io volevo ben dire che voi dovreste credere alle cose non puramente economiche, alla poesia, alla musica, ai fiori. Ecco, cosa c'è di più bello di una rosa, di un giglio? La Margherita. Come lei? No, se riandrei a pensare al passato, ma che mi tocca una curiosità. Ma come mai mi vedi e gli altri no? E qui la volevo. Io mi sono reso visibile soltanto a lei, perché lei è incredulo circa l'esistenza dei fantasmi. Gli altri invece che credere mi è necessario convincere della mia esistenza, capito? Ah, ho capito. Allora mi ricordi che se volessi poteria far vedere anche agli altri. Certo, ma non abbiamo pensato, però può darsi di sì. Oh mamma, speriamo che farò stava a casa perché se vede l'Ortensia e la Gabriella siamo a posto. Ortensia? Sì, Ma chi è l'Ortensia. l'Ortensia? Per la mia sì. Come? Sua moglie si chiama Ortensia? Sì. Ma perché non me l'ha detto prima? Adesso devo farmi vedere, devo conoscerla, una donna col nome di un fiore è un'occasione da non perdere. Calma, su in manda la moglie, c'è che piace nel giardino, che va i fiori, che va in giardino e che sta su un bel masso, ma la maniera lascia stare, vero no? Se un caprì, stia calmo, geloso, allora? E comunque a una donna col nome di un fiore non posso non presentare i miei omaggi. Sì, piccoli ma sinceri. Almeno regalarle una scatola di cioccolatini, di caramelle, oppure di marron glacé. No, ma un glacé, ma la deve essere una scatola di un para di chili, perché l'ha visto la linea della mia, o no? Sì. Ma d'altra parte lei lo sa che io devo compiere la mia donazione, no? E allora la paga sta buonazione? E che vanno a fare di bar? Se ve la sonde che sta qui, ma perché vanno in giardini? Perché Dominga Veglia? Oh signor, signor. Oh, guarda Cesare, che ho convinto la Gabriella a stare qui un Oh, po' di meno giorni male. con me. Meno male, dai, sì. Dice, l'hotel non la sa. Ah, e questa è sua moglie, eh? Adesso mi faccio vedere. Ma lui è nato, Ah, scusate, dice, l'hotel non è mai? No, volevi dire che l'hotel saria, ma se la saria mica chi la Gabriella. Va ben bel geloso, però insomma, sì. Sa stava che fatto di gelosia fra te e quella là, su un'occhi catafera, va. Ma dai, ma perché mi deve rivere, sì, Sì, dai. ma che te sei ricordi una volta ogni tanto che se ne vede più. Pensa, guarda che non do, che bastaria un pensierino, un regalino ogni tanto, anche di un fior. Lascia stare il fiore. Oh, sicuro, perché sei grande, oh mamma mia. Bastaria anche un vasissimo a punta del naso prima del caffè al mattino. Vabbè, guarda. Mi sono stufa di sempre i soliti rob. Te sei fuori adesso. Un giardino. Va Bravo, bene? ciao. Ecco. Buon cammino. No, non mi guarda. Prima che avevamo in galleria, adesso che avevamo nel giardino. Sì. Ma che per maluso, Ho pensato un po' di... Madonna, c'è Luchi. Quasi un giardino a camicia. Papà! Se che è? Ascolta, ho Sì. sentito la mamma, no? Sì, e ma mi ha dici- detto sì, di fermarmi qui ancora un pochino. Sì, sono contento, ma stavo andando in giardino. Se che è? No, ascolta, perché devo dire, ho pensato. Sì. Si può venire qui anche l'hotel. Come no, ma Si dai. ferma qui tutto il weekend. Andavo in giardino io però, Sì, sì, no, una volta. ascolta, perché la Sì. mamma mi fa. Sì. Ma resta 3 settimane. Oh, ma 3 settimane erano troppe. Oh, ma 3 settimane che pago io, no, sono troppe 3 settimane. Però adesso siete per me vivo in giardino. Sì, no, perché ascolta ancora una cosa. Sì. Perché allora, domani arriva l'hotel stazione. Sì. Dovresti farmi il favore di andarlo a prendere. Ma sicuramente con le valigie domani però, per adesso ti permette, vi vorrei andare un attimo in giardino. Oh, sì, ma che smania di andare in giardino che te, ma come mai? È perché mi piacerebbe che su un fiore, ecco. Sì, un fiore che qui c'è bello di piccoli altri, ecco, che va, sì. Oh, bella, e che fiore è? E su no, perché mi piacerebbe metterti in casa, mi piacerebbe avere sotto controllo, che capito? Perché, Ma che fiore è? e su no, perché io me ne intendi mica proprio, però dove aveva messo una via di mezzo, fra un garofano
e un crisantemo. Vabbè, sì, comunque io vado in giardino, perché la mamma è in giardino, no? Ma in giardino. Ma sì, mi ha detto lei di raggiungerla là. Oh, porca cibretta, ma sì, ma mica Ma bene. perché? Ma adesso la raggiungo io. Ma perché volevi fare una sorpresa? Sì. Mamma mia, vabbè, ma io ero d'accordo che l'avrei raggiunta là. Ma perché te ne stai in giardino? Sì. Ma te potevi mica di me prima allora, scusa. Certo. Ma vieni, va in giardino, vedi che è la mamma che ti aspetta. E Sì. tu dovevi venire fuori a cattare quel favore. Sì, però cambia idea che vieni dopo, ma adesso vai in giardino che ti aspetta la mamma. Sì, ma stai tranquillo, che se dovessi vederlo io, quel famoso fiore là, e la città. Sì, mi raccomando, il tucchi nanca con un dito. Ecco, neanche con un dito, brava. Bene, Brava, va sì, bene. sì. E speriamo che non ti tocchi lui con un dito, però. Ah, ma se fa una vaccata del genere, giuri che ci stacco tutti i petali ad uno e anche il pistino ci stacco, guarda che roba, signor, ma vedi un busto, no? Oh signor. Ne parlo un po' pensieroso, il gatto. Comunque va bene, quindi mica pensai fatti soldi, sì. No, che non mi ingali a fare me. E in scipe ti pensai a fare di altri, va bene? E allora che vaga in giardino pensai a fare di altri per piacere, che chi mi dà fastidi, va bene o no? Oh, demoni, che carattere. E tu scommetti che la Drencamò pensava a sua mia. E lui come fa a sapere? Quando un uomo esce pensiero, se può non sbagliare. O la mia la funziona più, oppure la funziona anche a mo', ma in un'altra direzione. E al marito che spunge il coppo. Oh, ma lei come si permette? Ma chi crede di essere chiamato di parlare questo qua? No, sì, Andele, lui che cerca di nascondere, se ben benissimo che le geluse della sua mia. E anche se tu pensa, lui che cosa che ne frega? Ma il cano vergogna, dopo 20 anni matrimoni, neanche a geluse della sua mia. E te, mie che credi no che la sia buona di tradire. Anzi, la mi sembra la reclama della fedeltà coniugale. Oh, che ci può anche darsi. Ma può anche darsi che o me la pada da furba, o che mai capita l'occasione. Ma lui è proprio duro, Vabbè, comunque se crede, se che fare una roba fa da bene, che la metta alla prova, guarda ma niente, Alla prova? Eh. Sì, ma come può di fare? Ciao, vieni qui, ti senta Gio. Sai cosa che dici? Che tu una mammi. A posto siamo. Così almeno se riesserò a convincere che la sua mia non si sogna neanche del fare i corni, mi farò la mia volazione che aspettavi da tanto tempo. Però se si fidano di me ciapi su e via, capito? Però è un peccato perché mi sapria come fa per mettere alla prova la sua mia. Lui ha una cos'è? No. Che sei stato qui, su cosa, su patata. Per l'idea? Beh, è semplice. Sì. Si trattaria di trovare una persona che la sia disposta, naturalmente d'accordo con lui, a fare la corte alla sua nieta. Ma lui dai, sì. Ma no, l'unico sistema per vedere il comportamento una mia, no? Metti che sotto al naso uno spasimante, un corteggiatore. Ecco, bravo! E se dopo i corni da in sci diventano in sci come la metto, Ma no, che lo dici, si trattaria di trovare una persona che la sia fidata. Però se proprio il vero, se proprio insisti, mi può dare anche ben disposto. Ma lui mica è invisibile. Ni sono invisibili, quando voglia, con chi voglia. Se ne rifà vedere sentire, puoi vedere sentire come fa con lui. Ciao? Sì, un capì, ma io mica capì, mi come fu a sapere quando vedi me e quando vede anche gli altri. È semplice. Quando non ho il garofano rosso all'occhiello, mi vedono e mi sentono anche gli altri. Quando ho il garofano rosso all'occhiello, mi vede e mi sente soltanto lei, la capì? Allora, il garofano rosso lo vedo solo io. Sì. Senza garofano la vedo. Esatto, però se si fidano di me, che se cercano poi più in alti, magari più in chi del paese. Bravo. E il tabacchè, per esempio. E il tabacchiere? Sì, che è lì per 10.000 franchi e fa più scorso. Ho capito, ma come fu a far venire il tabacchiere che ha più paura del fantasma, cioè di lui?
Ma che non te fa venire che il tabacchega, te manderà la sua mia in che, ma dopo mi spiego una qua scusa. E tanto io se mi d'accordo con il tabacchè. Ma come fu a mettere d'accordo con il tabacchè? Che parla fisto no. Ciao, fammi una roba, il tabacchè che pensi che è più secco su bene che Eh. lui sta che il tira fuori 2000 franchi, dai. Come vedere mica di smila, Sì, ma ci possono essere sempre degli imprevisti. Ho capito, ma lui è curioso il tabacchè, Ma che viene 130 anni che conosci tutta la gente che poschi, Ho capito, ma mica, però io mica capire roba. Come fu a mandare la mia mia del tabacchè? Ah, come fu. Ma possibile che le bundu male di quel che abbiano un briciolo di fantasia, devi sempre dirti scosmi. Uè, e che si arrangia la mia e la sua. E sa cosa che dici? Che con un uomo come lui, la sua mia la fa bene a fare i corni. Amore, vuol dire... E il mare cavi in mila franchi, schifo! Oh, Cesare, sono state in giardino, ma tu non puoi sapere. Ci sono dei garofani del color rosso. Lascia stare i garofani, No, ma si danno. Perché mi piace no, che capì e basta, ecco. Scusa, Gano. Piuttosto, bisogna di un piacere. Siete che bisogna. Siccome ho finito i tuscanelli e mi senza che la roba lì, insomma, te se fammi un piacere, la giù in paese, dal tabacchè, a comprare un parato di scatole, anzi fa una roba, tira sulla macchina, che lei riserva, te fai benzina e ti vende il tabacchè, anzi, prima ti vende il tabacchè e dopo ti fai benzina. Va bene, ho capito. Aspetta, no, Ho va bene, capito va il bene. tabacchè. Sì. Ortesia. Scusa, ricorda bene, prima il tabacchè Sì, e ho dopo la capito. benzina. Ho capito. Spera, bella crapa, bella, spera. Ma Gabriela, dove te vedi? In paese, mamma. In paese. E a fa? E devo andare a telefonare all'hotel
pochi minuti fa un uomo. Un uomo? Ma che uomo? Un uomo! Un capino nuovo, un uomo capina! Ma tornando dal fare la spesa, sì. ho visto dinanzi al cancello un uomo che mi ferma, mi chiede che cosa facevo io lì. Io gli ho spiegato chi ero e lui mi fa: dai questo biglietto alla signora Gerosa. Ha detto proprio alla signora Gerosa. Sì, ha detto proprio così. Vabbè, da chi? Ciao. Ciao, qui sto biglietto. Portami dalla busta. Vai! Vai! Va! Carissima signora, voglia prima di tutto perdonarmi se mi sono permesso di scriverle queste due righe, ma è stato più forte di me. Voglio dirle che ieri, appena l'ho vista, ho sentito un colpo al cuore. Quella miseria! Ma chi rende schifo! Mi girava tutta la testa e mi tremavano le gambe. Quando poi mi ha chiesto i toscanelli e io ho sentito la sua voce, mi sono andate insieme tutte le scimivelle. Ma come parla che schifo! Si ricorderà infatti che invece dei toscanelli le ho dato 8 cartoline postali. 8 cartoline postali, gadà. Comunque non posso dimenticare i suoi occhi e anche tutto il resto. Perciò le ho scritto questo biglietto perché ci ho voglia di vederla ancora. Mi faccia sapere in qualche modo come dobbiamo fare per trovarci. Il suo affezionatissimo Tabaccaio. Tant'è ben che mancava anche il tabacchè affezionato. Elisa! Oh signor, come mai le urla già? Ma si vede che il campanello era in bilico. Ma sarà sta in bilico. Guarda, sarà sta. Elisa! Elisa! Sì, signora, mi ha chiamato? Sì, hai visto? Hai visto? Mia figlia dov'è? Che ho bisogno di parlarle. Ma pochi minuti fa era in giardino. Vabbè. Però adesso non so, forse su nelle camere. Allora va a chiamarla, ecco, e dille di venire qua subito, ecco. Vado. Vai. Vado. Ah, Elisa! Ora si decida, Elisa, Dica. Madame Atra, come era che non chi quel che ti dà il biglietto, ecco. Ma un tipo qualsiasi, un po'... Un paese no. Brava! È l'espressione giusta! Ecco. Un po' paesanotto! Ecco, sapevi. Va bene, adesso vada. Adesso vai, vado, vai. Oh, signor, se che mettevi all'ho vincevi, guarda. Ma proprio in che capita che la roba qui. Proprio in che arriva all'hotello. E il marito della Gabriella che le esce. Ma sì che la sapete. Oh, signora! Ma che spavento! Mi scusi signora se l'ho fatta spaventare, ma non era nelle mie intenzioni. Ma lui chi è? Floris, Gelsomino Floris. Gelsomino Floris? Sì, è un nome un po' strano, come dire, un po' vegetale. Ma sa, la mia famiglia per generazioni e generazioni ha sempre avuto il pallino del giardinaggio. Ah, anche lei? Anch'io vado matto per tutti i fiori, le rose, le viole, i gladioli. Cara la mia signora? Ah, Gerosa. Ortensia Gerosa. Ortensia, ma che nome incantevole. È certo che una bella donna come lei non poteva avere altro che il nome di un fiore. Permette? Non faccia così, mi manda in confusione. Ma per carità, dovere. Anzi, mi sono permesso di portarle questi. So che le piacciono. Ma come faceva a sapere
donne hanno più o meno tutte gli stessi gusti. Ma mi torna una curiosità. Mi dica. Come mai è vestito tutto di bianco? Vabbè, come signora, non sa che d'estate, quando fa caldo, il bianco è ideale contro i raggi del sole? E poi non è l'abito che fa il monaco. Io sono bianco fuori, ma dentro lei non ha idea di che cosa ci sia dentro quest'abito. Mamma, ma Sì, no, scusate, no, vieni Gabriella, ti presento il signor Floris, questa qui è la mia tusa, la Gabriella. Piacere. Floris ha detto? Mamma, ma tu lo conoscete? No, appunto, ci stava dicendo chi è e come ha fatto ad entrare. Nessuno entra dalla porta, no? Capì? Ma come la fa entrare dal cancello del giardino? O forse stava Elisa che ha lasciato il cancello aperto? Brava, Che brava. cosa ho fatto io? L'hai fatto entrare tu? No. Io non apro a nessuno se non conosco. E poi, signore, il cancello era chiuso. Guardi che si sbaglia, il cancello era aperto. Era chiuso! Elisa, non insistere, se il signore dice che il cancello era aperto vuol dire che l'avevi lasciato aperto. Elisa, non insista. Ecco, vai. Ecco sì. Non sono in questa casa. Questa servitù, mano. Torniamo a noi, insomma. Allora, lei ci stava appunto dicendo chi è. Chi sono? Io sono il vostro vicino. Vicino? Sì, il vostro vicino di casa, anzi, di villa. Ma se non ci sono abitazioni nel raggio di chilometri? No, a soli 8 chilometri da qui c'è la mia villa. Villa dell'aldilà. Che strano nome. Sì, perché si trova al di là delle colline. Ah, ecco, ma lei, scusi, come mai è al di qua delle colline? Come mai è qui? In paese parlavano tanto di voi e tutti dicevano che sarebbe venuta ad abitare la famiglia Gerosa. E siccome è tanto tempo che non viene nessuno qui ad abitare, allora... Sì, qua non viene mai nessuno, per via di una leggenda, ma lei la conosce. Ma vuol forse dire la leggenda di Garofalo Rosso il Quella fantasma? lì, stupida. Ma non mi direte che credete a quelle storie? E tu stupida. Ma Pensate che ogni tanto un Garofalo Rosso lo porto anch'io qua nel taschino. Pensa. Sì, però comunque lei era qui per... Come mai è venuto qui? Beh sì, perché in paese, oltre che a parlare tanto di voi, tutti decantavano le bellezze della signora Gerosa. Ma se mi sono anche andata in paese, come fa la conosco? Come non è andata in paese? No. Su, cerchi di ricordare, per cortesia. Ma ha ragione, anzi è Elisa che si occupa sempre di tutte le faccende in paese. No, mi scusi se insisto, ma ieri in paese... Aspetti, ieri sono andata io in paese. Già. Ti ricordi per quanto tempo fa? Ma Cosa di pochi minuti? Ma è andata lei in paese? Ma sì, ma perché le dispiace? Ma no, a me non c'è, ma poi quindi altresì. Cosa ti sta dicendo? No, dicevo che se andava lei forse era meglio. E perché era meglio? Ma perché era meglio per lei? O forse per il suo marito? O forse per quel del paese? Ma per il mio marito? Ma cosa c'entra mio marito? Lei lo conosce? Sì, le mica quello ben piassato, con le grise e la barba, Sì, è proprio lui, ma allora lei lo conosce? No, Ma come no? Se me l'ha descritto così bene. o sono stati quelli del paese a descriverlo così. Cominci proprio a sospettare che quelli che il paese proprio di gran zabetuni, vede il noffa si affari so, Oh, adesso, sapi bene come fa dalla gente, ma non la gente che il paese, tutta la gente in genere. Poi basta di parlare di altro che è tutta contenta. questo è vero. A proposito, mi scusi, Gabriella, lei arriva a me, ma no, per me di risaluto a questi Ma no, signora, lasci stare, non glielo dia. Ma perché non glielo devo dare? Ma perché non è che c'entra niente, poi di quei biglietti anonimi lì, se può fidarsi, ci sono sempre scritte su un sacco di calunnie e poi se sa mai guarire.
E a calore va. Ma intanto non è un biglietto di calunnie, tutt'altro. E poi non è un biglietto anonimo. Come non è anonimo? No, oddio, no, che è scritto il nome e il cognome. Però si sa chi lo manda. Oh, che stupido un tabacche. Tabaccaio? E poi era sapere che il tabaccaio, No, perché si sente dall'odore di sigarette che ha il biglietto. E poi vedete che ci sono sopra 2 francobolli. E sicuramente li avrà avuti a portata di mano. E domani un tabacche stupido per giunta poteva fare una roba simile. Signora, Cosa c'è? è arrivato suo marito con un altro signore. Ah, sì, mio genero, l'hotello, sì. Ma aveva con sé dei bagagli, Sì, vero? sì, una valigia. Ecco, allora prepara una stanza su perché si ferma per il fine settimana e porta su le valigie, vai. Che ha detto lo devo aspettare. Aspettalo, poi te porta sui valizi Sì, e sì, prepari sì. una stanza. Sì, Ecco, sì, va bene? aspetto, Mamma, mi raccomando, non dire niente all'hotel di questa storia del No, biglietto. che manca anche questa. No. Non dire neanche che sono stata in paese, che poi sai che io No, anzi, per sta tranquilli che bisogna neanche al papà. Sì, siamo sicuri, vabbè. Ecco, basta. Ciao Gabriella! Ciao! Oh, fa campagna le mocchie, che schifo! Buongiorno a tutti, tranne che a uno! Lasciamo le mani a tutti. E questo chi è? Ah! Che devi scrivere? E che era l'orbo solo? Anche Viagra devi scrivere? Sì, certo. Cioè, un momento! Allora, tu c'è visto che lui è chi, eh? Sì, certo. Se possa, beh, se spero no. No, il garofano rosso. Ma va bene, ma comunque in fin della pera c'è il beurre, che io no. Sì. Ma perché entrate e ti uscite conoscere? No, è appunto per questo che se ne andrei a domandare c'è il beurre, come mai le amo chi? Ma papà, è il nostro vicino di villa. Sì, di villa, a distanza magari. Come vicino a distanza? No, non distanza staccato, distanza tutto attaccato, nel senso che volevo sapere che distanza che è tra casa sua e casa nostra, ecco. Ci sono circa 8 chilometri. Mizzica, pure la distanza conosci, eh? A casa sua andaste? No, te lo sta calmo. Le sta sul Floris a dirci che la nostra villa dista dalla sua 8 chilometri. Scusa, ma chi è? Siete il Flori? Ah, no, il signor Gelsomino Floris. Sì, è questo il mio nome, che ne dice? Oh, bel nome, per me potrei anche assumere una solina di fiori e portarla al cimitero. E come la dica la secciava la sua villa? Dell'aldilà. Oh, bel posto. Chissà che piacere sta lì dentro, sì. Ma perché vuol fare forse un giretto ogni tanto a trovarmi nell'aldilà? Vabbè, comunque, signori, scusatemi, ma io purtroppo devo andare perché ho altri impegni. Sì, spirituali o terrestri. Come? No, niente, se ne deve pensare. Comunque, cosa per te che vaga a casa sua là nell'aldilà. Anzi, che vaga che se passa più vedere, chiede meglio sui dai. Ma le proprio quel che le rifà, se dopo un po' i numeri, un po' noi scatoli, visto bel quenne vedrete, capito? Sì, ciao, Arrivederci. 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 Così simpatico. Sei simpatico come un carciofo nelle mutande. Simpatico. Dai, Otello, allora raccontaci del viaggio. Non me ne parlare. Viaggio avventuroso fu. Alla stazione di Milano c'era in corso uno sciopero dei ferrovieri. Forse 20 minuti dopo partì. Poi, dopo 2 fermate, gli operai di una fabbrica in sciopero trovavano e si erano seduti per protesta in mezzo ai binari. E così un'altra mezz'ora aspettai. Alla fine, qui al paese, pure lo sciopero dei taxi c'era. Per fortuna mi è venuto a prendere con la macchina il signor Cesare. Ma come si fa? Come si fa che ogni tanto qua voi siete in sciopero? Noi ogni tanto siamo in sciopero perché noi ogni tanto lavoro.
ve lato lungo le ferrovie del nord, saranno belle le vostre, le sudice, sì, dai. Poi, a proposito delle ferrovie del sud, te si ricorda dell'ambasciata quando andai quel paese lì, come si chiama? Ave Maria. Sì, Ave Maria. No, Ave Maria, ma te lì. Ah, Pater Noster. Paternò! Ah, ecco, Paternò, Vabbè, da Castagna a Paternò che sta insieme a 100 km. Deve sapere quante minuti per fare 100 km. 5! E come mai? E come mai? Allora, per ricominciare, sei partito in ritardo perché era la fiera del tempo libero, che già tutto lì è tutto il programma. Poi Vigliaca se su sta buona trovare o un ferroviere o un capostazione. Per partono in tanti da un altro paese perché era la festa del carretto siciliano. E poi dall'altra parte era la fiera degli agromi. Beh, insomma, e poi che era anche i gabinetti in sciopero. I gabinetti? Sì, Ma come? Ma quale come? I gabinetti, su minga stabunde dervi la porta del cesso. Poi eri tu scassato, o eri tu da quei vendente per pagarmi i biglietti. Quindi insomma, fin della fiera, sull'arrivata a destinazione, che avevi la vescica che la metteremo una tampona, roba di fa succedere un altro alluvione in Sicilia. Però non tutti i posti della Sicilia sono così, su! Ah, che schifo è vera, bravo, che schifo, l'Otello c'ha ragione, che neanche De Pez. Al paese mio, per esempio... Da Canò, col tuo paese che mi ricordi neanche più come si chiama, dai, sì. Noto è. Sì, ho capito che le noto, ma mi ricordi più come si chiama, sì. Noto è. Ho capito che le noto che le famoso, ma mi ricordi più come si chiama. Ezzica! Noto si chiama in provincia di Siracusa! Ah, noto il paese no, ma che lo vieni, ma te continui, dighe, sì. Cittadina bellissima e con più di 20.000 abitanti. Ha solo 8 chilometri dal mare. È vicinissima ai resti di un'antica città greca. Io pensavo che il posto più vicino fosse la casa di Saddam. Guarda, basta con che discussione, quel del nord e quel del sud. Ma sei vengato italiano, dai! Sì, per merito di Garibaldi. No, un momento. Per merito di Garibaldi no, per colpa di Garibaldi. Che lì non ha mica unito l'Italia, l'ha divisa l'Africa. Ma se possa bene, lui si fa occhio no. Se può. Stia attento che adesso non mi vedono e non mi sentono. Ma chi se ne frega, come mai lui le amò chi? Ma Cesare, ma come mai lui l'ha chi? Che cosa? Lui. Perché? E quando chi? Se può sapere come mai lui le amò chi o no? Ma guarda qui! Ma se te me ne fa portati di Milano che per piacere ci tanto! mi piaceva a Milano, ma chi mi dà fastidio se può tirare via per piacere, no? No, benissimo, ecco, sì. Non è che vuoi bere magari un bicchierino di qualcosa? Ma sì, dai, prepara, sì. Ma chi è che la di la parola 8 adesso? E te lui? Otello! Namatrà, prima se lei che ti dicevi a proposito del tuo paese? Ma prima quando? Prima quando ti parlavi del tuo paese, se lei che ti dici? Ah, dicevo che Noto è una cittadina bellissima, ha solo 8. Ecco, bravo! Ma te potevi minca di 7 più 1, che è la stessa cosa. Perché? Per quale motivo? Ma lascia stare i motivi, veramente ti dicevi 7 più 1 ed era a posto, sì. E io mica cretino sono, lo so benissimo che 7 più 1 fa 8. Ah, bene, adesso tutti sappiamo che lui sa la matematica. Sicuro, eppure il francese, l'inglese e la trigonometria. Oh, cioè
Allora, pensa, senti come si dice in trigonometria, vada via e ciao. Ma basta con che discussione, vediamoci sopra, no? Ma sì, va, sì, va, che le me, vediamoci sopra. Gabriella, i picceri, Ma è lì, no? che vedi che lui mamma, che è l'infermiere. Ma come? Ma sapete che sono la bottiglia? Mezzica, che gli porno sprezzabuta? Ah no! Li ribassi io a vostra insaputa. Sì. Ma come, tutti e due? C'avevo una sete della malora e vi ho stati tutti e due io, non ho sentito neanche il sapore. Comunque io adesso vorrei andare di sopra a cambiarle, se non mi dispiace. Ecco anch'io con te che con tutto questo caldo devo cambiarmi anch'io. Sì, anch'io. Gabriella, senti, io vado in giardino, poi raggiungimi che ti devo parlare di quella roba là. Sì, adesso mi cambio Ecco. poi ti raggiungo, Cosa mi deve parlare? Ecco, Cesare, vivo in giardino, Sì, ciao cara, ciao, ti accompagni. Sì, per questo che deve in giardino, ciao. Ti accompagni, ciao, sì. Ma guarda che le scemo che Allora cosa? Allora l'entrata a tabacchio o no? Sono andato, perché sono andato. Che se ne dici? La di preoccupas no, della se fa de Luchetan, abbiamo trovato una tua idea originale. Poi in poche parole ma di altre dammi da me che il resto che pensi. Ecco, vabbè, tra pazzo bisogna fidarsi, sei fin di somale, per forza. Ma veramente di altre si insomma, ma soprattutto la sua mie. Poi tocca l'opera spiritosa, Chissà come sarà contento e il tabacchetto fa che il film alla sciura Ortensia. Ah, ma vuol dire farà Chissà spiritoso! come sarà contenta la sciura Ortensia da vecchio uno spasimante che... Allora, per bucare o no? Per piacere? Che sta a casa, che porti l'idea di mettere uno spasimante ai costi è stata la sua. Ah sì, che sfida è vera, ma li sta vedi come dovevi fare? Cosa c'entra? Orminga lì che condivide il suo modo di comportarsi e deve essere lui. Ah già, bella roba, bravo, e allora? Ma perché vera da fuori di scatti, perché il post chi, che le 130 anni che su chi. E l'unica maniera è quando fa una buona azione. Una buona azione, e che sta chi la saria una buona azione? Che è? Vedrei arrivare. Ma chi? La sua Tusa, E lui? la sciura E lui Gabriella. come fa a sapere? Perché mi so più scosso. Ma che bravissima! Mamma mia, ma papà, ma sei ganchi porchi! La cellula fotoelettrica, ogni volta che fu per del viso deve preso qui. No, è che il forvegge che sempre la corrente allora ogni tanto... Sì, la corrente d'aria, in italiano, corrente d'aria, sì. Vabbè, senti, avrai ragione tu, ma io intanto vado in giardino Sì, che bravo. la mamma mi aspetta. Brava, vai. No, sto qua a uscire per me perché devo finire una cosa da portare in ufficio lunedì, ecco. Sì, sì. Io vado però, Sì, ciao tesoro, ciao. Ma Gabriella, ma ste ferie? aspetta la corrente d'aria che stavolta. Ma te sto lì la corrente d'aria mi si fuori la minchia di dente, per mettere la maniglia ma quella di ballo, per fare la studiava che roba. A proposito di scrivere, ma che tabacchè? L'ha scritto anche un biglietto. Un biglietto? Sì, l'ha scritto un biglietto alla sua mia. Che erano sì di bei parole, È un invito ufficiale. Oh mamma mia, ma che sti come... Ma le no che lui andrei a dare una mano al tabacchino anziché a mia, No, perché se eri lì quando ha portato il tabacchè alla sua mia. E te pareva, chissà perché ogni volta che viene una donna, lui è sempre lì taccarenta. Ma le gelosa anche le mie. Ma su, dai. Piuttosto, mi dico una roba un po' strana lì a proposito del biglietto. No, basta che mi dice una cosa, guarda, che me roba su, me stu, anzi, che faccia una bella roba e che ne valga fare di fece dei mei e che si possa più vedere, su, dai. Mica dici più niente, tanti conseguenze in so. E a proposito, ma che le andrei arriva il suo genere e neanche un po' incassato. Porca santo,
Fratello! Con Gabriella, mia moglie, e se la trovo a schifio finisce, a schifio! Ma si può sapere cosa ti ha fatto la mia bambina? Le corna mi fece, le corna! Ma dai, sì, la mia bambina ti ha fatto le corna, su! Ma dai, ma quali sono i motivi? C'hai la prova, no? Se parlo così è perché ho i miei buoni motivi, e ho pure la prova della sua infedeltà. Non sono matto, ma ramificato sono! Minchia, ramificato! E i motivi quali sono? Dov'è la prova? Eccola la prova! Guardasse pure e leggesse! È lì la prova del suo tradimento, di quella fedifraga, di quella donna senza rispetto, destemona! Ma non mi sentirà quando rientra, se mi sentirà! Tutte mi sentiranno! Anche nell'aldilà mi sentiranno! Se mi stanno di là per piacere, e cornuti, lasciami tu male il mondo e chi? Ah, grazie. Ma dammi tra, chi è che ti dà sto biglietto? Te, lo iago? Lei non si preoccupi, leggesse! Leggesse. Mi faccia sapere in qualche modo come dobbiamo fare per trovarci. Giuro. Il suo affezionatissimo tabaccaio. Signor Cesare, Oh signor che sta chi aspetti a ridere che c'è una cosa che devo spiegarle. No, le siamo divertentissimi, tabaccaio. Ma c'è un particolare che devo dirle. No, mi divento una parola per scappare la pipina, oh signor. Vabbè, che dici più niente, che seraggio. Ma non ti sta parlando? Ma insomma, la smetta di ridere. Cosa c'è di così divertente? No. Forse mi sta pigliando Per cosa? per la corna. Ma mucche, ma dite, ma mica capì, questo biglietto non è per te, e quindi la Gabriella non c'entra niente. Ah, non riguarda me. E che riguarda allora? Questo- Oh mamma, questo biglietto è per l'Ortensia, la mia. E di conseguenza i corni di me. Sì. Ma come cornuto e contento, No, dopo ti spieghi il discorso. Oh signor, ma dico come ti serve questo bigliettino? Beh, l'ho trovato nella tasca del vestito di Gabriella. Ah, ecco, già, le sta quando sei arrivata alla stazione, che era la mia che la parlava con la sottosa, e allora se mi arrivano e per mica fa spedire, tac, che era già nel vestito della Gabriella, già. Ah, allora così è andato. E certo che è andata in C, per forza. Ma tra, scusa, ma te sei andato a fregare nel vestito della Gabriella? Beh, sai, io... Ah, bella, va bene geloso, ma insomma, ma scusa, ma ti te fai a piacere che la tua biglietta fregasse dentro calzone quando ti te sei fuori del calzone? Probabilmente lo fa, perché ogni tanto i soldi che ho nella tasca dei pantaloni spariscono. Ecco, e allora neanche perché il camicio c'è sta roba qui, vabbè comunque dammi tra. Dopo ti spieghi il discorso perché sono d'accordo con il tabacchè. Adesso ti fa una bella roba. Ti devi di sola, ti sappi i biglietti e ti metti da mano nel vestito della Gabriella. Prima che magari la vena sarà che mi giri i biglietti, mi raccomandi. Dopo ti spieghi tutto. Anzi, dico il tabacchero, parla lì. Poi, non mi raccomandi, tu quel che ti dici. Tranquillo, ok, mi raccomando. Allora, questo tabaccaio, devi sapere, mi raccomando, acqua in bocca con tutti, devi sapere che tabaccaio. Ma anche Gabriella, acqua in buca con tutti. Ah sì, ecco. Guai se venisse fuori tutta questa storia, no. Anche se la guarda bene, è proprio una stupidata, perché
perché guarda che mancaria anche che una miela che affaccona il marito, tu ma perché un tabacche qualsiasi e sempre si può fare innamorato, il conquistatore, no. Però te che resu, se sa mai come vanno a finire chi rocchi è, non stai buona, cito acqua in buca e anche col papà, che disegni. No, mamma, stai tranquilla. Ecco. Certo che se però fosse stato il signor Floris, No, come dici? no, dico che se invece di un tabaccaio qualsiasi, Isinetto te l'avesse mandato il signor Floris, la cosa non ti sarebbe dispiaciuta né a me. Ma stai dite? A me? Dai, che ho visto come te guardavi. Con te agisci. Pareva di aver visto un fantasma. No, ma certo che lo guardavo. Devi ammettere che è un tipo un po' strano. Aveva un non so che di anormale, misterioso. No, a me sembrava un tipo normalissimo. Sì. No, ma anormale, non so se riesco a spiegarti, però mi ha fatto uno strano effetto, Sì. Anche a me mi fa uno strano effetto. Ma non quel che ti ha fatto. Mi sono sentita ripulissando. Me vedi, ti scrisi un intios che era dal te che vuole usare il tapazza che a me succedeva prima roba del genere. Ma mamma, ma non dirmi che ti sei fatta un po' incantare da quel Melselciama. Gelsomino! Lo senti la foschi? Mi pareva di sentir chi, ma Anch'io ho avuto questa impressione, sai? sarà l'impressione? Sì, un'impressione. Mi fa strano, però. Suggestione, Sì, è vera. Non sembra che suggestione? Sì. Chi è che si fa incantare da un gelsomino? Chi? No, niente. Stavamo appunto dicendo del signor Floris, no? Che ci sembrava una persona un po'... Invadente. No, non proprio invadente, no. Ho capito, un pibar che fa sempre di avere il film e si pensa. Questo è vero, perché anche adesso che se n'è andato, sembra sempre di averlo qui intorno. Infatti dicevi che pare sempre di avere l'impressione di averlo qui intorno ed è mica proprio una bella impressione. Perché lei non ha una bella impressione. A me sembra proprio un tipo simpaticissimo, sì. La gara sulla sua mia, adesso è un basino. Ma esageriamo minga, sì. Cosa dici? No, dicevo, non esageriamo con l'aggettivo simpaticissimo. A me mi pare un tipo come dici Ater. Anzi, per dire la verità, a me mi pare anche un Cicini Scalzotto, guarda che roba. E invece no, guarda, a me mi pare un tipo come se ne vede pochi in giro. Ecco, sì, come se ne vede pochi in giro, sì. Questa volta hai proprio ragione tu, mamma. Ecco, Sì, come se ne vede pochi in giro, guarda un po' che roba. E allora? Adesso è un basino. Ah no, ma che vieni a chi? Ma insomma, e poi non hai visto che hai indovinato che mi piacciono i fiori. E anche il marun glacé, guarda te, ciappa, il marun glacé mi ha regalato. Oh, bella fatica, adesso capi perché mi ha domandato 1000 franco. Ma cosa ti sei 3D? No, se li 3D, bella fatica a capire che ti piacciono i marun glacé. Basta guardate addosso, che roba, sì, dai. Ma che dici? Cosa c'è? Siete che? È stato ancora qui il tabaccaio. Il tabaccaio? Il tabaccaio? Il tabaccaio? Il tabaccaio, ma che cosa ho detto di male? Cosa voleva il tabaccaio? Il tabaccaio, mi ha detto che per Un biglietto? Ma quando è che ne sta qui il tabaccaio? 15 minuti fa, passato, ne
tabacchè e del biglietto. Ma io adesso, no? Che cosa ha raccontato? Ma perché il tabacchè stavo qui l'altra volta? Sì, no? E per chi era alla visita? Ma per sua moglie? Oh, signor, tu mica diventa in chiesina. No, Vai in no, chiesina. no. Ma vai. E poi questa casa, Ortesia! Cesare. Amore! Qual è la storia del biglietto e del tabacchè? Ma è un biglietto senza importanza. Ah, beh, allora se le senza importanza, ciao, va bene sul biglietto. Ma è un biglietto senza importanza, senza valore. E allora se le senza valore, che cosa te ne frega ti? Fammi vedere sto biglietto. Ma insomma, lei è una sorpresa. Ah, una sorpresa! Sì. E di chi genere? Bravo, se te dici che sorpresa lei. Già, che stocchina è vera, già, sarà su. Allora, fai una bella roba. Ti la sorpresa te me l'hai fatta. E mi sono sorpreso. Come mi sono sorpreso? Cioè, dai, fammi vedere il biglietto all'aspetta, sì. Ma insomma, era un biglietto alla lotteria. Biglietto della lotteria? Sì, quella di Merano. Ecco, adesso mi ricordo. Ah, ho capito. Qua sono andata del tabacchino, Sì. no? Qui cercavo un biglietto alla lotteria. Ah, invece. Ma lui che ne aveva più, e lei sta in sci gentil de portare il chinca. Oh, ma il tabacchino è venuto per i biglietti della lotteria. Ma dai, ma ciccetti, ma mi ti domandi scusa, ma sei proprio geloso per un biglietto della lotteria del tabacchino? Ma sì. Sì. Già. Però scusa, scusa, comincia a capire la roba. Ma come mai il tabacchino è tornato in drena un'altra volta? Ti piaceva in noi i biglietti del primo biglietto? Già. Già. Come mai? Ma che stupida. Perché dei biglietti che ne avevi bisogno tu? Per me? E per la Gabriella, vero Gabriella? Ah, te volevi fare una sorpresa all'hotel? Oh, ma chissà come era con te, sì. Ma pensa un po' ti, ma ti pensa come le gentili tabacchine. Di solito in di Grasteros, che sì, invece no, guarda, le tornette le imparate voi, te sei una roba, te. Sì. Ma che quasi mi venuto via di comprare un biglietto della lotteria anche per me, per far tornare in dretta tabacchine. Che stai dicendo? Adesso sei contento, papà? Sei soddisfatto? Sì, ti farò che la faccina mia, perché adesso vi vedete, stai che chiude su all'hotel. Voglio vedere come fai a convincerlo. Lasciamo cambia faccia, ma che roba, ma che roba! Che cosa mi devo convincere io? No, se non Andrea parla dei cavalli e sperai che ti cambia il cavallo giusto al mio hotel. Ma perché secondo voi io non ce l'ho il cavallo giusto? È troppo pazzo forse. Ma no, ma non parlavo di quel cavallo lì, Otello, dai! Parlavo dei cavalli, quelli che corrono della lotteria di Milano. Ti avete un biglietto? Di Merano? No, io gioco solo alla lotteria di Agnano. Di Agnano, ma se grande speciale la lotteria di Agnano, sì. Pizzica, l'unica lotteria seria che c'è in Italia. Le altre non contano. Non ti pareva? Oh, basta che la lotteria i cavalli del nord e i cavalli dei Rumi. Basta, se no mi sbatti un cavallo là. Oh! Brava, così ve ne potete restare da sola, senza noi mariti traditi, vero? Motello, ma possibile che te sei sempre Andrea pensa che affari lì, però, Sì, però quando sono arrivato, voi eravate in compagnia di quel tale, come si chiama? Floris. Oh, ma dai, che la vi proprio sicuro che Floris pensa che è una persona gentile ed educata. Già, Ecco. perché ti regali un grasselli. Ma madre di stupidità, ti sei geloso. Perché una persona, un uomo più sei gentile di te, il che fa pensierino alla tua mia. Invece ti se ricorda il nome anche al dì del mio compleanno, neanche
guarda, neanche al dì che deve scusare. No, che lì mi ricordi! Giuro se mi ricordi, ti Allora, già, se devi vedere che lì deve scusare. semplice! Allora, 30 giorni, Sì, ma dove la lunga? già novembre, con aprile, giugno. Che rarino, te vede che te si ricorda il no. Ma come te fai a ricordarsi il no? Che era l'8. L'8 di maggio, era anche il compleanno della tua mamma. Guarda. Mi sapevi che era l'8, ma volevi mica dirlo. Uè, ma non è mai possibile che se non stiamo un minuto in santa pace? Su sta bel tranquillo per 130 anni adesso ne dico questi chi man bene che ruba scrittura. Questa chi è sempre avrà pensato famiglia a Rabbi il suo marito. E lui pensa domani alla sua teronia. E che schifo, è sempre avrà pensato alla sua miele che fa un oi corni. Ed è che la ganianca per i spassetti pensa domani sommarò una sera se c'è Ortensia. Fatto sta che mi su stu, la capì? Ma mi se come fa? Ma mi seconde fa che roba? Ma mi se tu su che fa se perdi la memoria, su! La memoria te tiene con te veretti, vai, altro che memoria. E allora? Scusa che? Sono arrivati 2 signori. Ah, sì, Giacinto e la Rosetta, i Galimberti, sì, invita a pranzo. Ti invita a pranzo i Galimberti? Sì, perché per di no? Oh, Sì, oh, per carità, che manca di E altre! anch'io, andiamo a prendere i Galimberti. Sì, ma chissà se chi interessa a lui, ma poi è la vita. E mancava anche la Rosetta Galimberti e il pirla del sua Maria il Giacinto. Ma che schifo! Sì, ma mi vuole la ma se conosci! Buongiorno Elisa. Elisa, buongiorno. Oh, buongiorno signora. Ha dormito bene? Ma a dire la verità, mi sono andata un po' agitata. Ah, sarà stato forse per via del caldo. Ma scusa, c'è che se fa calchi che sei in campagna, figurare che portiamo che in città. Senta signora, Sì, ma sono andati via contenti i suoi amici? i miei amici. Ah sì, Giacinto e la Rosetta, sì, mi è piaciuto tutto, la villa, il parco, sì. Anche i tuoi servizi, sì, sei stata brava. Ecco. Sono contenta. Oddio, a dire la verità che sta un paraderò e gliela sa come dire perplesso. Allora, per prima roba, Arminga capì come mai ogni volta che passava in distanza il Mairi sia dervì una porta. E come mai? Allora si serviva sempre del per lei. E soprattutto, Arminga capì come mai Cesare, quando era in giardino sulla cana dell'acqua che era regna più, a un certo punto gli ha bagnato per Maserati tutti e due. Poi va bene che se c'hanno un Giacinto e Rosetta, però... E dopo il Cesare, come sapeva neanche lui come la fa, lui la dice a un certo punto, perché scappa la canna dei manne, insomma gli ha bagnato per tutti e due. Va bene, ecco. Senta, ma preparo la colazione? Sì, preparala con un caffè bello lungo. Però aspetta che cade arriva anche alle Maria.
Grazie. Preparo le tazze, magari, Ah, Elisa! Se tu la risalvi una volta perché? Lo mando via! Ma scusate, Elisa! No! Dite per venire interesse no! Dite costringere, te capite? Sì. Però mi raccomando, falmenga incontrare con l'hotel o con Cesare, no? Guarda, fai sì. Ti, te chiami e te fai comodare in cucina. Non ci diventa mai nessuno. E per te mi chiami subito, te capi? Subito. Subito. Va adesso prepara il caffè. Le tazze. E ci sono proprio curiosa di vedere che faccia il gatto e vedi mai, non mi suona. Cesare, arrivi o no? Sono le 8. Le 8 passate. Sì, un momento, arrivi. Cosa ti fai? Non lo so cosa è successo. Cosa è successo? Ho sentito come di un qualcosa che forse sarò rotta sto tavolino. Oh signor, va bene. Va. Ecco, sì. Va. Allora, Cesare. No, madame atrás. Ti sei cusciato? E me armati. Per sinistra o di destra? La mia vestaglia di certo, su nomi. È che ho l'impressione di sbagliare chi mi dà. Finalmente ti sei arrivato. Calma, c'è che... Oh mamma, che schiaccia! No, guarda come ti sei. C'è che se più riesce neanche a dormire un cicino in più se... Neanche con le inferi, allora siamo a posto. Oh, va bene, dai, che dopo così abbiamo anche il tempo di andare a fare una bella passeggiata, no? Se no, lo preparo, allora il caffè forse ne ha bisogno. Te bevete il caffè? Sì, un bel caffè lungo, lungo come una spara. Che guardasse un sogno che se chiudesse per me, formaria anche per te, perché ti sbagliare le stai, capivi solito? Ma come ti sei cusciato? Certo che potevo dormire un cicino in più, però, Oh signor, ma lo sai che il mattino ha l'oro in bocca? E invece alla mattina con la buca impastata, perché con tante fidi e poi, visto che al mattino ce l'ho in bocca, perché non ce lo dici alla tua bambina, è relativo consorte, Ma perché lui in giù, no? appunto perché in giù, che 2 anni sei stata su al canto del gallo senza di né più né più. Ma ti sei vicino, nel senso che lui, no? Sposino è! Ma sei dentro a sposino, dai, sì! Adesso sentiamo che questa chila è bella, sentiamo. Cesare, fa minca finta de capito. Guarda, una meraviglia te sei. Ma te se ricorda no? Quando anche non si era sposino Cesare, quante sei svegliate? Te sere no cuscianisci. Lascia stare. Ma te veniva subito là, il bel beccantunino da piramba. Prima te slungavi te, poi te slungavi la mano, poi te slungavi... Ma non ti piace ricordare quei momenti là? Ho capito, però Erano bei momenti, mi piaceva anche a me. Ma non ti ricordi, Cesare, te mi chiamare la tua amica, che dicevi che sei la tua gatona, e mi te dicevi che te sarete il mio gomito, no? E ci stropicciavamo su te.
sei qua qui che figura fai, scusa. Ma chi è che te vede che mi sente senchi miei? Se sarò che è in giro qualche orecchio indiscrete, poi ci siamo in brianza, Oh, sì. che è la finanza che in giro. Bisogna mangiare un po' di biscotto. Stia pure qui con la sua amica. Ho sbagliato male, scusa. Buongiorno a tutti comunque. Buongiorno. Facciamo le mani a tutti. No, le mie lasciale stare che vanno bene così, guarda. Comunque ben alzati, Avete dormito bene? Oh, sì, anche se c'erano un po' di zanzare che mi hanno rosicato. Ah, ecco. No, io invece ho dormito benissimo, e non ho avuto problemi di zanzare. Per forza, perché se sgagni il crepelluro. Vabbè, insomma, comunque è una bella giornata che ho voglia di stare all'aria aperta, vero? Sì, infatti avevamo pensato di fare colazione in terrazza. Ottima idea, chiamiamola Elisa. Ci abusa però. Elisa! Usa! Elisa! Te la regolo. Ah, che aria pura, che profumo di fiori, mi sembra di essere al mio paese. Ma se fosse al tuo paese che ti scosso, anche la Brianza che è, Tutto c'è. Ah, e allora perché ti sei mica le stagioni? E come faceva a campare? Le fabbriche non ci sono. Ah, allora te vede che le minga vere che ti scosso. E come mai che mica i fabbriche, Colpa degli industriali. Non vogliono costruire e investire nessuno. Ah, e ti sei mai domandato perché, E basta con che discussione, che tu proprio minca voglia de dava tra, per piacere. Ecco, a chi? Allora facciamo una bella roba. Via. Adesso mie e l'Otello andiamo fuori in terrazza a continuare la discussione, va bene? E allora lei mi vuole rovinare la colazione? No, non ti voglio rovinare la colazione, voglio spiegarti la differenza sostanziale che c'è tra nord e sud. E Mi disse muri ruinasa calfidi, fe pur. Ma possibili chilometri proprio teccia stupidi. Porca miseria, uè. che stile minga vera, perché quei qui che le minga scusai, il gile che è il camò. Mamma, vado anche a preparare. Ecco, sì, brava, brava. Oh, mi sta c'è un giornale. Ma buongiorno! Dici a me? Dico a lei, signor Floris, ma come mai è venuto ancora a trovarci? Ma pensi, non ci siamo neanche accorti della sua presenza? È logico. Come è logico? No, dicevo, è logico che questa mattina presto non mi abbiate visto. Forse eravate ancora a letto. Vede, io questa mattina, come del resto tutte le mattine, mi sono svegliato prestissimo e ho fatto una bella camminata nei boschi, arrivando fin qui alla villa. Ma non dista 8 chilometri la villa. Cosa vuole che siano 8 chilometri per me? Li faccio in un attimo. Ma allora lei ci piace fare il footing, è l'amante del footing. Ma io veramente, ma cosa mi dice? Si vede benissimo che a lei piace fare il footing. Ma signora, cosa mi dice? Ma perché mi ha preso? Io amante del footing? Ma non mi permetterei mai. Ma insomma lei ha sempre voglia di scherzare, signor Floris. Ma signora, è lei che mi mette di buon umore. Io vicino a lei mi sento rifiorire. Ecco. Non faccia così, mi manda in confusione. E perché gira in me Maria? E lei lo sa che è geloso, Ma stia tranquilla che è ancora di là che sta discutendo col suo genero. Ah, e lei come fa a sapere? Perché li ho visti dalla cucina. C'è una finestra a vetri che dà sul giardino, vero? Sì, ma appunto non mi ha detto ancora come ha fatto ad arrivare in cucina. No, è che stamattina, quando sono arrivato in prossimità della villa, mi sono accorto che le persiane erano chiuse.
E stavo per andarmene quando a un certo punto ho incontrato la vostra domestica. Ah, Elisa! Appunto, lei mi ha pregato di accomodarmi gentilmente in casa, ma poi pensando che potesse arrivare il signor Cesare mi ha detto si accomodi in cucina e io così ho fatto. Ah, ecco, sì, ha fatto bene, perché se la vedeva Cesare, perché più se nervosa del solito. Strano però che Elisa non mi abbia detto niente, ma non so. Ortesia! Oh, signore! Ortesia! No, Maria, la prego, non voglio avere discussioni, si nasconda. Ma no signore, non è il caso. No, è il caso, si nasconda. Io guarda questo paravento, per piacere. Ecco questa lì. Oh, che spavento. Oh, signore. Ortesia! Scusa, Ma te ne sentirei a parlare con te? guarda, ma chi? Ho sentito i voci! Ma no, con l'Elisa, adesso è andata in cucina, l'è andata. Ah, lì, vedi, cosa fammi un te piacere, fammi un piacere. Per fare la carticcia no, il tuo genere mi è il massimo. Oh, signore, ma sai che succede? Sì, perché Andrea convince che sulle medie norma, dai. È il problema, che neanche la tortusa la chitarra su. Per fare la diamo una mano, se no chi è? Mi è sorta, Va sì. bene, adesso arrivi, va. Ecco, arrivi, fedain. Che schifo bene, che schifo bene. Arrivi, adesso arrivi. Oh, mamma, questa qui. Oh, signor, vedete. Signor Floris. Venga. Cosa c'è? Deve far stremire. Poco fa hanno suonato al cancello della villa. Vabbè, mi sapete di fa, ma vede chi è, no? Sono già andata. Era il signor Giulio. Il signor Giulio. E chi è il signor Giulio? Io sono sorda, ma lei? Ma chi è? Il tabaccaio. Oh, signore, cosa perché? Oh, mamma, no, signor, ma cosa fa che allora chi? Io come faccio a saperlo? Vuole che lo mandi via? Ma no, scusate, Lise, no, fai venire dentro, tu fa un attimo. Ah, lo porto in cucina come mi aveva detto prima lei. No, cara, perché fra la cucina la diventa come la stazione dell'atrio centrale. Ma che cosa sta dicendo? Sto dicendo che le minga il primo che te fecuda in cucina. Io? Sì, e per te che te anche i biscottini da mangiare. Io? Sì, va, che è la sua. Vai. Questa mi sembra proprio una casa di nozze. Sì, camminante. Anzi, mi sembra che lo è proprio. Oh, signor, vediamo. Signor Floris, venga. Mi scusi. Sbaglio che è un po' di mia vita sua. Sì, lo so, ma la colpa non è mia. È di mio marito che mi costringe a comportarmi così. Signora, non si arrabbi, dai. Sì, anzi, guardi, la colpa è del tuccione, sì. Perché per lui la cale culo l'albergo. E lui sembri a servire e riveri. E guai di con quelle cose, se offende, vabbè. Ma signora, sa che quando si arrabbia diventa più bella? Non faccia così, mi confonde e poi devo andare, perché se non vai si sospettisce donna. Lei non si faccia vedere da nessuno. Non si preoccupi, mi renderò invisibile. Ecco, mi raccomandi, da nessuno. Tranquilla, invisibile. Oh, mamma. Venga avanti, signor Giulio, venga avanti. Prego, si accomodi. La signora arriverà. Mi ha detto di essere così gentile da aspettarla un pochino. Oh, grazie. Però mica capì perché non mi fa fare tutto il giro lì per venire, E per non farle incontrare col signor Cesare. Ah, già che l'è geloso. Come fa lei a saperlo? Conosce? No, proprio di persona no, ma sentì che ne parlavi. Ma chi? Ma da un sciur, un po' strano, un sciur, tu vestite bianche.
Quello lì è il signor Floris. Floris? Sì, sì. E steggiamo in C. Sì, sì. Gelsomino Floris. Gelsomino! A me ne pareva più sei un tulipan. Su. Si accomodi, signor Giulio. Oh, grazie, grazie. Guarda vacca! Ma già ai miei piedi. Senta, signor Giulio, si tiri su. Ma come ha fatto a cadere? Ma si è fatto male? Oh no, niente, però la ringrazi. Lei è sci gentil con me. Sa, lei mi è simpatico. Uè, ma la sa che anche lei la me simpatica, eh? Ma perché la veniamo del miei negozi a comprare quei costi? In sci, pudare son ma quei ciacera un po' insieme. Ma sa, io sono libera solo di sera. E una donna sola, di sera, in paese, si può. Beh, ma che le si preoccupa mia? Anzi, la sa se te. Domani sera, venimi chi a te con la macchina. In sci, andiamo al cinema. Sai perché? La che dispiasminga, le vera? No, a me non ti spiace proprio. Ecco, benissimo. Allora, venni che a te andiamo al cinema in paese. Dan il fantasma del Louvre. Sempre che la gamica paiono di quei film lì, dei fantasmi. Un po', però casomai mi avvicino a lei. Oh, benissima allora. E poi bisogna 9 paiono di chi bambanat lì. Tanta in Deutsch bal. E per lì come a voi parla di fantasmi. Oh, Ma cosa le è successo ancora? perché lassù un guedone mi dà una sberla. Oh. Qualcuno? Ma se siamo solo io e lei? Sarà stata un po' di suggestione. Beh, per adesso una suggestione la mi pare un po' pesante, ma arriva qui la sciura, eh? Sì, adesso arriva. Chiacchieriamo un altro po'. Ma lei che cosa ne pensa della signora? Bella donna, lei è alta, tutta buculenta, con tunta per rosa, una bussettina rosa, un vestitino tutto fiorito, due gambettine e due espe, la gabbe e poi la gabbe è proprio simpatica. Senta, ma lei è sicuro che la conosce la signora? Perché? A dire la verità, l'avevo vista una volta sola, ecco, sì, adesso che mi ricordo l'ho vista domani una volta sola, però me basta quella volta lì per capire cos. La capito scos che le piace proprio. Sì, ma il problema non è mica che schi, allora ti devi capire una roba che non è allora. È arrivato il signor Cesare. Allora il golè che l'è? No, deve nascondersi, deve Andare nascondersi. in cucina? No, in cucina no, perché sennò la signora si arrabbia e poi le mangia i biscotti. Te mangi i biscotti? Sì. Oh. Dov'è che l'è? Ma che casino che ne vieni fiera per aver mangiato più biscotti. Qui. Nasconda qui. Sì, va bene, mi nascondo. E mi raccomando, silenzio! Ma se possa adesso famo in giro io no. Sì. Ma scusi, stavo spolverando, Già, sì. Allora che la paga non c'è sempre, che la paga della preparare i biscotti dopo venire a mangiare, I sì. biscotti? Sì. Anche lei? Poi va che stamattina ho bevuto un caffè, poi mangiare i biscotti o no? Ma perché sta urlando?
Io urlo perché lei è sorda! Ma cosa c'entra adesso la corda? Io volevo semplicemente dirlo, come mai in questa casa oggi volevate tutti biscotti? Che la vaga della la corda! Al collo gliela metto la corda! No, la prossima volta è udente è italiana, sì, per forza! Ciao! A mangiare i biscotti! Arrivederci! Signor Floris, venga pure fuori. Mia madre me l'ha detto che l'ha fatta nascondere. Allora, vuole uscire sì o no? Ma... Oddio, guarda cosa fai? Beh, ecco, Mamma, che figliavola fa che latte? Oh mamma, ma scusi, ma lei non è il tabaccaio? Oh sì, signorina Summi! Ma vedi che la mare conosce. Ma cosa si fa in casa e dietro il paravento poi? Beh, a dire la verità, è una storia un po' lunga. Sì, ma... Cosa c'è qualcosa che non va? Beh, ecco, sono un po' preoccupato. E perché? Perché questa qui la mi pare una cara, due detergenti, che è un po' gelosa, Sì, non è che abbia tutti i torti, effettivamente. Sì. Perché poi... sì. E poi il Signor Cesare, deve essere un tipo imprevedibile. Oh, sì, però adesso non si preoccupi. Tanto mio padre è di là in cucina a mangiare i biscotti. Ma sì, lassù che sto papà è di là in cucina a mangiare biscotti, ma il Signor Cesare... E il Signor Cesare, chissà in qual è? Oh bella, ma non mi ha capito allora. Mio padre, il signor Cesare, è di là in cucina, non si preoccupi. Ma come? So padre e il Signor Cesare? Ma è il Signor Cesare gelosa? Sì. Ma ne venga sua lì? Ma no, ma cosa le tre a dire? Ma no. Ma che non mi scusa, ma ne venga lei che le venite del mio negozio a comprare biscotto de Toscanelli? Sì, sono io, perché? Oh signor, mi comincia a capire più una volta. Ma invece che dire comincia a capire più cose. Ma suonano la porta. Che è successo? Oddio, meglio che si nasconda. Sì, a te, guarda di chi? No, non con me, da solo. Di chi? Ti vieni, No, giovere, un pochino. Nascondati, non avanti. Permesso? Oh, sei da buongiorno, venga avanti. Ma come fa? Come mai con queste parti? Ecco, io veramente ero venuto a vedere se vi avevano lasciato il telefono. Sì. Se tutto andava bene, insomma, volevo sapere se eravate contenti. Sì, contentissimi, il posto è meraviglioso qua. Ah, bene, mi fa piacere e sono contento anch'io. Bene. E suo marito cosa ne pensa? È arrivato, vero? Sì, è arrivato ieri. Ah, bene. Ma non l'ha visto fuori sulla terrazza con mia madre? No, sulla terrazza non c'era nessuno. Nessuno, No, sicuro. ma sì, sicurissimo. Sembrava deserta. Ma si vede che sono andati a discutere da qualche altra parte. Ma senta, ma come mai lei è così premuroso nei nostri confronti? Ecco, io veramente ero venuto a vedere anche come andava con quella famosa leggenda, si ricorda? Ah, quella del fantasma. Sì, ma non lo nomini per carità. Io non sono per niente tranquillo. No. E poi mi sembra giusto che mi preoccupi di voi, visto che siete stati i primi ai quali sono riuscito ad affittare questa villa. È vero. Ma sa una cosa, è venuto a trovarci anche il signor Floris, che lei di certo conoscerà. Signor Floris? No, chi è? Ma come chi è? Il nostro vicino di villa. Vicino di villa. Ma quale villa? Villa dell'Aldilà, come si chiama. Ma guardi che non c'è nessuna villa nei dintorni. Dintorni, signor Martelli, per modo di dire, perché a circa 8 chilometri da qui. Quanti chilometri ha detto? Ma 8 più o meno. Oh no! Oh no! Cos'ha?
con mio padre. Io li intrattengo e poi torneremo tutti di qui insieme, va bene? Va bene. Vada. Ma non si apre. Ma che cos'è? Fantastico. Dove vado? Di qua. No, Otello, geloso. Di qua. Allora, avvi capire, basta con questi stupidi schisiuchine, perché mi se no venivate a Milano in scippa lui per il saltapassa, Ecco. Sì, ma io volevo soltanto... Oh, mi vedi non sapere cosa voleva sì e cosa voleva no. Mi vedi domani che per tutto il tempo che vi altri sì, se comporti bene, senza attacca lì. E poi ricordatevi che siete i miei occhi. E vi la sapi come l'hai detto, Ma quale detto? Che l'ospite le come al pes, dopo 3 dì a spussa. Perciò basta, perché sennò vi rimando in terrore. Oh, Pizzica! No, mamma, sei cattiva Oh, però. cattiva, dai, basta un. Piuttosto, vediamo cosa possiamo fare oggi pomeriggio, come stai? Sì, dai, potremmo prendere la macchina e andare a fare un giro magari al Ghisano. Ah sì, o magari anche a Montpeggia. Così, sei il tuo modo preferito. Sì, io d'accordo sono, ma per il posto vedete voi, per me fa lo stesso. Così, Già, per lui fa il stesso. Al perfero l'età rumina, tutti ci chiamano un po' gli stessi. C'è che è successo? Niente, scusate, sono io che ho la tosse. c'è la tosse, Farà come le sciamucche lì, Henry. Adesso a vedere. Qui c'è qualcosa che non mi convince, Gabriele, stai attento a non cercare di farmi fesso, perché se scopro che mi nascondi qualcosa, o peggio ancora che mi nascondi qualcuno, perché cosa sarebbe capace di fare lei alla mia bambina? tu Santa Rosalina. Innanzitutto lo guarderei dritto negli occhi così, senza paura, e poi comincerei a dargli uno schiaffo così. Oh, Chi ha detto? ma Mino, su qui. Qui c'è qualcosa che non mi convince. Io ho sentito chiaramente il rumore di uno schiaffo e che qualcuno diceva e allora? Ma questo chi è? Ma cosa si fa nascosto in casa nostra? Ha ragione il mio genero, non si fa nascosto in casa nostra, Piacere, mi son Giulio, e lui è Cesare. Sì, è la mia miele la Popea, dai, sì, c'è per... Noi veramente vogliamo sapere chi è lei. Esattamente, sì. Ma tra Gabriele, vedrai l'intera mica supplori. Dopo li spiego tutto, ma signora. Beh, mi son te Giulio, e il tabacchè. Ah, è lei dunque il tabaccaio! Oh, finalmente vediamo il famoso tabaccaio. Ma, signor Cesare, allora lei e sua moglie lo conoscete a questo qua? No, è un momento. Come del fatto di usare tabacchetti, io no. E lui come non venire. Ma questa chi? Ah, è la sua mia. Uè, bella mansa! Non mangia mica della mia miele. Calma, ma non è mai possibile. Ma come mai, scusa, ma di come mai ti conosce il nostro tabacchè? Ma no, il cugno sì no, anzi adesso è Dio.
su Menichi per la signora Ortenzia. No, per Sì, allora Gabriella, andiamo! no, per la signorina Elisa. Elisa! Sì, Elisa, la vostra domestica. Ma scusa, che c'entra Elisa adesso? Ci può raccontare? Beh, dunque, allora, mi avete ricevuto incarico da un show, di scrivere e di fare capitare un biglietto alla mia del show Cesare Gerusa, in maniera tale da fare credere che la mi piaceva e che insomma che volevi fare la cur, ecco. Lascia perdere, Ortensia! Udite, staci tutti! Hai capito? Senta un po', ma lei ha ricevuto l'incarico da un signore? Sì. Lei o il mio marito? Ma no, era un shur un po' strano, un shur più vestite bianche. Floris, brutti sgraziancali! Ah, ma adesso quando al vedi, e me senti! Sì, brava, la prima volta che te vede però. Beh, insomma, e ne compi e doveva finisci. Invece, invece quando sono sta qui ho conosciuto la signorina Elisa e insomma, siccome la mi piaceva, sono venuti altre volte. Oh, ma allora anche oggi lei è qui per la signorina Elisa. Ma sì, volevi sapere se la veniva al cinema con me stasera. Vabbè, per questi, adesso glielo chiediamo a lei, le stacciami. Elisa! Cosa? Elisa! Allora! Ma, vecchi, tanti te sei più scosse, dim tu va se qualche racconto su. È vera e cosa te ne pensi? Sì, è vero. Io do ragione al signor Cesare. Anzi, Giulio, mi sono un po' emozionata, ho sentito tutto. No. E do ragione a lui. Giù. Sì. Allora vedete che è tutto a posto. Allora. Vede Tasè che ti teghiamo qua in sulla pensa. E per te due recita un bel me la culpa, cara te fiore. Vabbè, ma dai, Ciccetti, non sbagliamo, c'è anche commercio, amore e gelosia, c'è sempre compagnia. Sì, ma... Chi te? Oh, signor! Ma se faceva Beh, io veramente sono l'amministratore della casa. L'amministratore! Dice l'amministratore. E cosa si fa nascosto in casa nostra? Niente. Come niente? Come niente? Veramente aspettavo che lei se ne andasse per andare via quando non andava. Che io me ne andassi? Sì, visto che prima avevo parlato con sua moglie. Con mia moglie! Gabriele! Perché non mi hai detto niente? Poi certo tempo che ti sei un po' più fortunato, chissà perché ti speri che ti conosce no, vanno a parlare con la tua mia. Altro che storie! Gabriella, tu ora tutto mi devi spiegare, Perché qui ci sono un sacco di uomini nascosti e tutti che ti conoscono. Dopo ti spiegherò tu, dai. Calma! A proposito di persone nascoste. Calma! Ma chi è che te cerchi? Da carome in altrunti, tassi! Dove ti vedi, c'è il fantasma? Voce! Poi, qui avete visto? Senti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E allora cosa deve dire? E allora volevi dire che se ci fosse qua qualcun altro saremmo in 8! Signor Gelosa, la prego! No, calma. Perché dovremmo essere no? No, dicevo
che siamo qua in 7 e se ci fosse qualcun altro saremmo qua in 8! Signor Gelosa! Le punte puntate, capito? No, basta, lei ha visto? Siamo in 7 e basta! Ecco, se mettevi all'ot vincevi, Stavolta vado io a vedere chi è. vai da prendere, va. Guarda il tuo modello. Ma qui non c'è nessuno, Ma guarda, c'è qualcosa sulla soglia. È un biglietto? Sulla soglia, poi universitaria sulla soglia. E c'è scritto anche qualcosa, mi sa. È anche questa opera sua, No, mica c'entri niente. Già, fammi vedere. Ecco, legge a Cesare, alta voce, forza, legge. Leggesse io, Leggesse. Allora, carissimi signori, Va bene dunque, cari signori, quando leggerete queste 2 righe io non sarò più tra voi. Ma ora, prima di lasciarvi, volevo ringraziarvi perché senza il vostro arrivo alla villa io non avrei mai potuto compiere la mia buona azione che aspettavo da 130 anni. Anzi, di buone azioni ne ho compiute 2. La prima è stata quella di aver convinto definitivamente il signor Cesare che sua moglie le è fedele e non la tradisce. La seconda la potete vedere qui. Il signor Giulio e la signora Elisa. Sono riuscito ad unirli e senza il mio aiuto non avrebbero mai potuto incontrarsi. Un grazie ancora a tutti, ma un grazie particolare al signor Cesare. È un consiglio. Non sia più geloso, che intanto è ridicolo, e poi sua moglie non lo merita, perché è una donna adorabile e generosa. Grazie ancora a tutti e un arrivederci nell'aldilà. Firmato Garofano Rosso alias Gelsomino Flores. Sì, il signor Floris era proprio lui, è il fantasma. E dite, sapete che te vedi niente. E che cosa ti dicevi? Che era in ca un fantasma? Sì, te 2 dire, scendere su passi valise, sei su tornavi là. Già. E invece hai lasciato qui in balia di quell'uomo. Come Maria Buffo? No, in Maria c'è la parolaccia, Maria, è norma italiano. Poi, chissà poi perché prima il signor Floris era più severo, era più intelligente, adesso è diventato un bru qualsiasi. E poi con una mano, perché vorrebbe dare una mano a fare la buona sua perché le chiede a 130 anni. Sì. E dite me la ciave la buona azione, quella detrà imperungibile, tu ma per vedere se to stupi sospetti verano. Ma sabi se si alterone, tutti degli impostori, se prima di tutti e tu che da una parte te mi dice che te mi ami, che me te ne verrebbe e dall'altra te sospetti anche della tua ombra. Ma com'è che minca un fantasma te mi dice niente? Anzi, te si mette d'accordo con lui e con tu tabacco e qualsiasi. Tu ma per vedere se te sei un cornuto, no? E lui che tasa è? Mamma, che colpa che lui. Lui è un bel genere anche lui. Com'è? E scrivi biglietto a
Che tasa anche lui, Sì, perché lui l'ha detto sì che era il fantasma. Tu ma quando l'ha costringe a dire, se no stava cito anche lui. Perciò da scherzasa, va bene? Quella pancina Io non lo so, ma senz'altro. E sarà un'impostura anche lui. Ecco. Beh, a dire la verità, ho taciuto anch'io su tutta la faccenda del tabaccaio che il signor Cesare mi aveva spiegato, però voglio dire questo, noi abbiamo senz'altro sbagliato a comportarci così, a dubitare di voi, però adesso perdonateci su e vedrete che saremo diversi, saremo due mariti nuovi, ve lo promettiamo solennemente, vero signor Cesare? Parla con chi è? T'hai perdu la voce? Cosa te chiede di proposito? Ah no, scusa, non mica capire perché il fantasma la dice di sé adorabile e soprattutto generosa. Ma cosa l'avrà possibile generosa?